Allora, appena finito il primo giro con il motore elettrico Dongsheng sulla mia mountain bike, adesso vi mostro il risultato e vi dico qualcosa su com'è andata. Allora, abbiamo fatto oggi 40 km, primo giro, eccolo qua l'odometro, impressioni. Allora, intanto doveva essere una bella giornata, invece pioveva, c'erano pozzanghere ed ecco qua il risultato, un bel po' di fango. Comunque tutto qui, il montaggio è stato fatto in modo da essere waterproof. E allora ho usato sempre il primo livello di assistenza. Col primo livello di assistenza si va più, non è come qualcuno dice che è come andare con una bici leggera e con Mario in mezzo alle palle. Togliti Mario, vai. No, il primo livello va benissimo per qualsiasi situazione un po' in salita, con una leggera salita. Ho usato quasi sempre il primo livello, ho usato il secondo livello e in alcuni punti il terzo livello nelle salite più impegnative. Ritorniamo qui. Allora, intanto bisogna dire che io non uscivo in bici da veramente anni, molti anni. Tutto è vintage, perché diciamo che ho fatto tanti anni di bici intorno al 2005, 2008, fino al 2010 forse, poi ho smesso e ho ancora l'abbigliamento la panza è cresciuta un po', ho ancora l'abbigliamento di allora, sul caschetto tutto vecchio, scarpe con l'attacco, la bici lo stesso è intorno al 2008-2009, abbiamo le ruote da 26, non c'è, questo qua si può, questa bici ha le ruote da 26, non ha il sellino telescopico, che altro, freni a disco sì, però 2 pistoncini, altre cose, la sospensione posteriore non funziona bene. Sono contentissimo di questa uscita. Direi che veramente sono arrivato a Perdumeli nella riserva del WWF di Monte Arcosu, che senza questa bici veramente avrei lasciato la lingua per terra. Direi proprio veramente per adesso eccezionale, una bella ripulita. Niente, se ci sono domande su questo kit, che io sinceramente mi sentirei di consigliare a tutti, fatemi pure, sarò contento di aiutarvi. Dimenticavo una cosa importante: consumo della batteria, 40 km, quindi abbiamo detto un po' di asfalto, 20 km di asfalto, sì, e il resto di montagna, salite, discese, eccetera. Abbiamo consumato 2 tacche su 6, quindi praticamente il 30%. Vorrebbe dire, non so se si possa fare questo tipo di calcolo, vorrebbe dire che in pratica questa batteria potrebbe avere, con una situazione di questo tipo, poi ragazzi dipende dal ciclista, io sono un peso massimo, comunque potrebbe avere insomma 100 km di autonomia, insomma un sacco, veramente tanti.
anni fa venivo molto spesso qui, siamo nella valle del Dureddu, il Vanto, però ultimamente col fatto che sono invecchiato, col fatto che non sono più allenato perché non esco più in bici molto spesso, ormai erano tanti anni che non venivo. Oggi grazie, intanto vi faccio vedere questo monumento naturale, si chiama Supporteddu, nella Valle del Dureddu, è una specie di roccia scavata dal ruscello, proprio dal fiume. Sono riuscito ad arrivare qua velocemente grazie a questo aggeggio, praticamente la bici elettrica. Vedete la batteria, non riesco a inquadrarla, eccola qua. Vedete la batteria, la tecnologia ci aiuta a godere, ci aiuta a essere felici, ci aiuta a fare delle cose che altrimenti non avremmo potuto fare. Quindi non essere qualcosa di negativo, ma anche cominciando a piovere. E quindi continuo perché c'ho il motore, certo devo pedalare, non è che va con un motorino, però insomma nelle salite dove solitamente avevo la lingua fuori, metto il motore e vado. Con una marcia anche più (12 all'ora) in questa salita dove solitamente sarei morto. Ecco, qua c'è un punto un po' più rognoso, mettiamo ancora il rampichino e qui spingiamo e ci chiediamo anche un po' più di potenza. La 2 comunque sempre. È mitico, arrivato a Perdumeli, veramente era da tanto che non è. Tra l'altro la strada qui era stata distrutta da una piena del Dureddu, ma da poco è stata rimessa a posto, percorribile sicuramente con le bici, con la macchina forse fuori strada. Niente, che dire, molto bello. Piove, non doveva piovere oggi, le previsioni erano diverse, ma è una figata pazzesca, che devo dire. Via.